Mettetelo su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà in uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno, non si abbatterà finché non starà il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio che crea il cielo e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apri gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome, non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, sono avvenuti, e i nuovi io preannuncio. Prima che spuntino ve li faccio sentire. Cantate al Signore un canto nuovo, lodatelo dall'estremità della terra, voi che andate per mare e quanto esso contiene, isole e loro abitanti. Esultino il deserto e le sue città, i villaggi dove abitano quelli di Kedar, acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore e nelle isole narrino la sua lode. Il Signore avanza con una prode, come un guerriero eccita il suo ardore, urla e lancia il grido di guerra, si mostra valoroso contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Ora griderò come una partoriente, gemerò e mi affannerò insieme. Renderò arditi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba. Trasformerò i fiumi in terraferma e prosciugherò le paludi. Farò camminare i ciechi per le vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di fare. Retrocedono pieni di vergogna quanti sperano in un idolo, quanti dicono alle statue: voi siete i nostri dei, sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo con il messaggero che io invio? Chi è cieco con il mio privilegiato? Chi è cieco come il servo del Signore? Hai visto molte cose ma senza farvi attenzione, hai aperto gli orecchi ma senza sentire. Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, di dare una legge grande e gloriosa. Eppure questo è un popolo saccheggiato e spogliato, sono tutti presi con il laccio nelle caverne, sono rinchiusi in prigioni, sono divenuti preda e non c'era un liberatore, saccheggio e non c'era chi dicesse restituisci. Chi fra voi porge l'orecchio a questo vi fa attenzione e ascolta per il futuro? Chi abbandonò Giacobbe al saccheggio, Israele ai pedoni? Non è stato forse il Signore contro cui peccò, non avendo voluto camminare per le sue vie, non avendo osservato la sua legge? Egli perciò ha riversato su di lui la sua ira ardente e la violenza della guerra che lo ha avvolto nelle sue fiamme senza che egli se ne accorgesse, lo ha bruciato senza che vi facesse attenzione. Ora così dice il Signore che ti ha creato Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, se dovrai attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno, se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita, non temere perché io sono con te. Dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione, restituisci, e al mezzogiorno, non trattenere. Fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato e anche formato. Fa uscire il popolo cieco che pure ha occhi, i sordi che pure hanno orecchi. Si radunino insieme tutti i popoli e si raccolgano le nazioni. Chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose passate? Presentiamo i loro testimoni e avranno ragione, ci li facciano udire e avranno detto la verità. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, il mio servo che io mi sono scelto, perché mi conosciate, crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo ce ne sarà. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato e ho salvato, mi sono fatto sentire e non c'era tra voi alcun Dio straniero. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, e io sono Dio, sempre il medesimo dell'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere. Chi può cambiare quello che io faccio? Così dice il Signore vostro Redentore, il Santo di Israele. Per amore vostro l'ho mandato contro Babilonia e farò cadere tutte le loro spranghe, e quanto ai Caldei muterò i loro clamori in lutto. Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re.
Così dice il Signore che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroe a un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia. Non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Invece tu non mi hai invocato, o Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, o Israele. Non mi hai portato neppure un agnello per l'olocausto, non mi hai onorato con i tuoi sacrifici, io non ti ho molestato con richieste di offerte, né ti ho stancato esigendo incenso, non hai acquistato con denaro la cannella per me, né mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici, ma tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Fammi ricordare, discutiamo insieme, parla tu per giustificarti. Il tuo primo padre peccò, i tuoi intermediari mi furono ribelli, perciò profanai i capi del santuario e ho votato Giacobbe all'anatema, Israele alle ingiurie. Ora ascolto, Giacobbe, tuo servo, Israele che ho eletto, così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti soccorre. Non temere, Giacobbe, mio servo, Jesurun che ho eletto, poiché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido, verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri, cresceranno fra l'erba come se salici lungo acque correnti. Questi dirà, io appartengo al Signore, quegli si chiamerà Giacobbe, altri scriverà sulla mano del Signore e verrà designato con il nome di Israele. Così dice il Signore, il Re di Israele e il suo Redentore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e io l'ultimo, fuori di me non vi sono dei, chi è con me lo proclami, lo annunci e me lo esponga, chi ha reso noto il futuro del tempo antico, ci annuncino ciò che succederà. Non siate ansiosi e non temete, non è forse già da molto tempo che te l'ho fatto intendere e rivelato? Voi siete i miei testimoni. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? I fabbricanti di idoli sono tutti vanità, le loro opere preziose non giovano a nulla, ma i loro devoti non vedono né capiscono affatto e perciò saranno coperti di vergogna. Chi fabbrica un dio e fonda un idolo senza cercarne un vantaggio, ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati, gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino pure e si presentino tutti, insieme saranno spaventati e confusi. Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dà forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso. Soffre persino la fame, la forza gli viene meno, non beve l'acqua ed è spossato. Il falegname stende la corda, disegna l'immagine con lo stilo, la lavora con scalpelli, misura con il compasso riproducendo una forma umana, una bella figura d'uomo da mettere in un tempio. Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che aveva fatto crescere robusta nella selva, piantano a loro che la pioggia farà crescere. L'uomo ha tutto ciò per bruciare, ne prende una parte e si riscalda e anche accende il forno per cuocervi il pane, o ne fa persino un dio e lo adora, ne forma una statua e la venera. Una parte la brucia al fuoco, sull'altra arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice, mi riscaldo, mi godo il fuoco. Con il resto fa un dio, il suo idolo, lo venera, lo adora e lo prega, salvami perché sei il mio Dio. Non sanno né comprendono, una patina impedisce ai loro occhi di vedere e al loro cuore di capire. Nessuno riflette, nessuno ha scienza e intelligenza per dire ho bruciato nel fuoco una parte, sulle braccia ho cotto persino il pace e ho restituito la carne che ho mangiato. Con residuo farò un idolo abominevole? Mi prosterò dinanzi a un pezzo di legno? Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia, egli non sa librarsene e dire ciò che tengo in mano non è forse falso? Ricorda tali cose, o Giacobbe, o Israele, poiché sei mio servo. Io ti ho formato, mio servo sei tu, Israele, non sarai dimenticato da me. Ho dissipato come nube la tua iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna a me perché io ti ho redento. Esultate i cieli perché il Signore ha agito, giubilate profondità della terra, gritate di gioia o monti, o selve con tutti i vostri alberi, perché il Signore ha riscattato Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria. Dice il Signore che ti ha riscattato e ti ha formato fin dal seno materno. Sono io, il Signore, che ho fatto tutto, che ho dispiegato i cieli dal sole, da solo. Ho disteso la terra. Chi era con me? Io svento i presagi degli indovini, rendo folli i maghi, costringo i sapienti a ritrarsi.
e trasformo in stoltezza la loro scienza, confermo la parola del mio servo, realizzo i disegni dei miei messaggeri. Io dico a Gerusalemme, sarai abitata, e alla città di Giuda, sarete riedificate, e ne restaurerò le rovine. Io dico all'abisso, prosciugati, faccio ineridire i tuoi fiumi. Io dico a Ciro, mio pastore, ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme, sarai riedificata, e al Tempio sarai riedificato dalle fondamenta. Dice il Signore al suo eletto di Ciro, io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi del re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te, spianerò l'asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro, ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro fuori di me, non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione anche se tu non mi conosci, perché sappiamo dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io formo la luce, creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Stillate i cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo. Guai chi contende con chi lo ha plasmato, un vaso fra altri vasi d'argilla. Dirà forse la creta al vasaglio, che cosa fai? Oppure la tua opera non ha manici. Guai a chi dice a un padre, che cosa generi, o a una donna, che cosa partorisci. Così dice il Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasmato. Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l'uomo. Io con le mani ho dispiegato i cieli e do ordine a tutto il loro esercito. Io l'ho suscitato per la giustizia. Spianerò tutte le vie. Egli ricostituirà la mia città e rimanderà i miei deportati, non per denaro e non per regali, dice il Signore degli eserciti. Così dice il Signore, le ricchezze d'Egitto e le merci dell'Etiopia e i sebei dell'alta statura passeranno a te. Saranno tuoi, ti seguiranno in catene, si prostreranno davanti a te, ti daranno supplicanti. Solo in te è Dio, non ce n'è altri, non esistono altri dei. Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui, se ne andranno con vergogna quelli che fabbricano idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza eterna. Non sarete confusi né svergognati nei secoli, per sempre. Poiché, come dice il Signore che ha creato i cieli, egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, non l'ha creata vuota, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io non ho parlato in segreto in un angolo tenebroso della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi nel vuoto. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annuncio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non comprendono quelli che portano un loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Raccontate, presentate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha raccontato fin da allora. Io non sono forse il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, un Dio giusto e salvatore, non c'è all'infuori di me. Volgetevi a me, sarete salvi, voi tutti i confini della terra, perché io sono Dio, non ce n'è altri. Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la giustizia, una parola che non torna indietro. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giungerà ogni lingua, si dirà, solo nel Signore si trovano giustizia e potenza. Verso di lui verranno coperti di vergogna quanti ardevano di ira contro di lui. Dal Signore otterrà giustizia e gloria tutta la stirpe di Israele. A terra Ebel, rovesciato e Nebo. I loro idoli sono per animali e bestie caricati come fardelli, un peso su un animale affaticato. Sono rovesciati, sono terra tutti. Non hanno potuto salvare chi li portava ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Ascoltatemi, casa di Giacobbe. Tutto il resto della casa di Israele. Voi portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dal grembo, fino alla vostra vecchiaia, io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla panizie. Come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. A chi mi paragonate e mi assimilate, a chi mi confrontate quasi fossimo simili. Traggono l'oro dal sacchetto e pesano l'argento con la bilancia, pagano un orefice perché faccia un Dio, che poi venerano e adorano. Lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla base e sta fermo, non si muove più dal suo posto. Ognuno lo invoca ma non risponde, non libera nessuno dalla sua afflizione.
Ricordatevelo e agite da uomini, rifletteteci o prevaricatori. Ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio, non ce n'è altri, sono Dio, nulla è uguale a me. Io dal principio annuncio la fine e molto prima quanto non è stato ancora compiuto. Sono colui che dice: il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà. Sono colui che chiama dall'Oriente l'uccello da preda, da una terra lontana l'uomo del suo progetto. Così ho parlato e così avverrà, l'ho progettato, così farò. Ascoltatemi, ostinati di cuore, che siete lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Io porrò in Sion la salvezza e Israele darò la mia gloria. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia, siedi a terra senza trono, figlia dei Cadei, poiché non sarai più chiamata tenera e voluttosa. Prendi la mola e macina la farina, togliti il velo, solleva i lembi della veste, scopriti le gambe, attraversa i fiumi, si scopra la tua nudità, si mostri la tua vergogna. Io assumerò la vendetta e non baderò a nessuno, dice il nostro Redentore che si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Siedi in silenzio e scivola nell'ombra, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata signora dei regni. Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità, perciò lo misi in tuo potere. Tu non mostrasti loro pietà, persino sui vecchi facesti gravare il tuo gioco pesante. Tu pensavi: sempre io sarò signora, in perpetuo. Non ti sei mai curata di questo, non hai mai pensato quale sarebbe stata la tua fine. Ora ascolta questo, o voluttosa che te ne stavi sicura e pensavi: io e nessun altro, non resterò vedova, non conoscerò la perdita di figli. Ma ti accadranno queste due cose d'improvviso in un sol giorno. Perdita di figli e vedovanza piomberanno su di te in piena misura, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. Confidatevi nella tua malizia. Dicevi: nessuno mi vede, la tua saggezza e il tuo sapere ti hanno sviato, eppure dicevi in cuor tuo: io e nessun altro. Ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare, ti cadrà sopra una calamità che non potrai evitare. Su di te piomberà improvviso una catastrofe che non avrai previsto. Statene pure nei tuoi incantesimi, nelle tue molte magie per cui ti sei affaticata dalla giovinezza. Forse potrai giovartene, forse potrai far paura. Ti sei stancata delle tue speculazioni. Si presentino e ti salvino quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa accadrà. Ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma, non salveranno se stessi dal potere delle fiamme, non ci sarà brace per scaldarsi nel fuoco dinanzi al quale sedersi. Così sono diventati per te i trafficanti con i quali ti sei affacciata fin dalla giovinezza, ognuno barcolla per suo conto, nessuno ti viene in aiuto. Ascoltate questo, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele e che traete origine dall'acqua di Giuda, voi che giurate nel nome del Signore e invocate Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine, poiché prendete il nome della città santa e vi appoggiate sul Dio di Israele che si chiama Signore degli eserciti. Io avevo annunciato che da tempo le cose passate erano uscite dalla mia bocca per farle udire, d'improvviso io ho agito e sono accadute. Poiché sapevo che tu sei ostinato e che la tua nuca è una sbarra di ferro e la tua fronte è di bronzo, io te le annunciai da tempo, prima che avvenissero te le feci udire, per timore che dicessi: il mio idolo le ha fatte, la mia statua e il mio simulacro da me fuso le hanno ordinate. Tutto questo hai udito e visto, non vorresti testimoniarlo? Ora ti faccio dire queste nuove e segrete che tu nemmeno sospetti. Ora sono create e non da tempo, prima di oggi tu non le avevi udite, perché tu non dicessi: già lo sapevo. No, tu non le avevi mai udite, né sapute, né il tuo orecchio era già aperto da allora, poiché lo sapevo che sei davvero perfido e che ti chiami, e che ti si chiama sleale fin dal seno materno. Per il mio nome rinvierò il mio sdegno, per il mio onore lo frenerò a tuo riguardo, per non annientarti. Ecco, ti ho purificato, non come argento, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Per riguardo a me lo faccio, altrimenti il mio nome verrà profanato. Non cederò ad altri la mia gloria. Ascoltami Giacobbe, Israele che ho chiamato. Sono io solo, il primo e anche l'ultimo. Sì, la mia mano ha posto le fondamenta della terra, la mia destra ha disteso i cieli. Quando io li chiamo, tutti insieme si presentano. Radunatevi tutti voi e ascoltatemi. Chi di essi ha predetto tali cose? Colui che il Signore predilige compirà il suo volere su Babilonia e con il suo braccio sui Caldei. Io ho parlato, io l'ho chiamato, l'ho fatto venire e ho dato successo alle sue imprese. Avvicinatemi a me per udire questo, fin dal principio non ho parlato in segreto, sin da quando questo avveniva io ero là.
Ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo Spirito. Dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele: io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Ora non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Uscite da Babilonia, fuggite da Caldei, annunciatelo con voce di gioia, diffondetelo, fatelo giungere fino all'estremità della terra. Dite: il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe. Non soffrono la sete mentre li conduce per deserti, acqua dalla roccia e gli fa scaturire per loro. Spacca la roccia, sgorgano le acque, non c'è pace per i malvagi, dice il Signore. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino al grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua paretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo santo, e a colui che è disprezzato e rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite, a quelli che sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade, su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco quelli che vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione dei Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gritate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me, i tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si radunano, vengono a te. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come di ornamento e te ne ornerai come una sposa. Poiché le tue rovine, le tue devastazioni e la tua terra desolata saranno ora troppo stretti per i tuoi abitanti, benché siano lontani i tuoi divoratori, di nuovo ti diranno agli orecchi i figli di cui fosti privata: troppo stretto è per me questo posto, scostati perché possa stabilirmi. Tu penserai: costoro chi me li ha generati? Io ero privo di figli e sterile, esiliata e prigioniera, e questi chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola. E costoro dove erano? Così dice il Signore Dio: ecco, io farò cenno con la mano alle nazioni, per i popoli isserò il mio vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle, i re saranno i tuoi tutori, le loro principesse le tue nutrici. Con la faccia a terra essi si prostreranno davanti a te, bacieranno la polvere dei tuoi piedi. Allora saprai che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me. Si può forse strappare la preda al forte, oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure, dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte e la preda sfuggirà al tiranno. Io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli, farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il potente di Giacobbe. Dice il Signore: dov'è il documento di ripudio di vostra madre con cui l'ho scacciata? Oppure: a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre colpe è stata scacciata vostra madre.
Per quale motivo non c'è nessuno ora che sono venuto? Perché ora che chiamo nessuno risponde? Forse la mia mano troppo corta per riscattare? Oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con una minaccia prosciugo il mare, faccio dei fiumi un deserto, i loro pesci per mancanza d'acqua restano all'asciutto, muoiono di sete, rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci, chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo, colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si fidi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di frecce incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco, tra le frecce che avete acceso, dalla mia mano vi è giunto questo, voi giacerete nel luogo dei dolori. Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti, guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito, poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e melodie di canto. Ascoltatemi attenti, o mio popolo, o mia nazione, porgetemi l'orecchio, poiché da me uscirà la legge. Porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza, le mie braccia governeranno i popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito, e i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, poiché le tarme li renderanno come una veste e la tignola li roderà come lana. Ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore, svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Rahab, che hai trafitto il drago? Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti? Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Io sono il vostro consolatore. Chi sei tu perché tu tema uomini che muoiono, un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba? Hai dimenticato il Signore tuo creatore che ha dispiegato i cieli e gettato le fondamenta della terra? Avevi sempre paura tutto il giorno davanti al furore dell'avversario, perché egli tentava di distruggerti. Ma dov'è ora il furore dell'avversario? Il prigioniero sarà presto liberato, egli non morirà nella fossa né mancherà di pane. Io sono il Signore tuo Dio che agita il mare così che ne fremano i flutti, Signore degli eserciti è il suo nome. Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho nascosto sotto l'ombra della mia mano quando ho dispiegato i cieli e fondato la terra e ho detto a Sion, tu sei il mio popolo. Svegliati, svegliati, alzati Gerusalemme che hai bevuto dalla mano del Signore il calice della sua ira, la coppa, il calice della vertigine. Hai bevuto, l'hai vuotata. Nessuno la guida fra i tuoi figli che essa ha partorito, nessuno la prende per mano tra tutti i figli che essa ha allevato. Due mali ti hanno colpito, chi avrà pietà di te? Desolazione e distruzione, fame e spada, chi ti consolerà? I tuoi figli giacciono privi di forza agli angoli di tutte le strade come antilope in una rete, pieni dell'ira del Signore, della minaccia del tuo Dio. Perciò ascolta anche questo, o misera o ebra, ma non divino. Così dice il Signore il tuo Dio che difende la causa del tuo popolo. Ecco, io ti tolgo di mano il calice della vertigine, la coppa, il calice della mia ira. Tu non lo berai più, lo metterò in mano ai tuoi torturatori che ti dicevano curvati che noi ti passiamo sopra, tu facevi del tuo dorso un suolo e una strada per i passanti. Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion,
indossa le vesti più splendide. Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti la polvere, alzati Gerusalemme schiava, si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion. Poiché, dice il Signore, per nulla foste venuti e sarete riscattati senza denaro. Poiché, dice il Signore Dio, in Egitto è sceso il mio popolo un tempo per abitarvi come straniero, poi l'Assiro senza motivo lo ha oppresso. Ora che cosa faccio io qui? Oracolo del Signore, sì, il mio popolo è stato deportato per nulla, i suoi dominatori trionfavano, oracolo del Signore, e sempre tutti i giorni il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo, eccomi, come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion, regni il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo. Ha riscattato Gerusalemme, il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Fuori, fuori, uscite di là, non toccate niente di impuro, uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli arredi del Signore. Voi non dovete uscire in fretta, né andarvene come uno che fugge, perché davanti a voi camminerà il Signore, il Dio di Israele, e chiude la vostra carovana. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si scopre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.